Buonasera, benvenuti amici del Calcio a 5, siamo collegati dal mini palazzetto Paolo Paganelli di Cesena. Ecco le formazioni inquadrate da Cristian Chiarabini che stanno facendo il loro ingresso in campo agli ordini della terna arbitrale composta dal signor Luca Di Battista di Avezzano, il signor Gianluigi Squilletti di Campobasso, al crono il signor Lorenzo Zorzi di Reggio Emilia. Real Fabrica con il numero 1 Dario Malatesti, numero 6 Anel Kandic, numero 7 Giordano Sbarra, numero 9 Nathan, il numero 10 Daniel Vega, l'11 Stefano Frigerio, il 12 Angelo Giove, il 15 Jonathan De Bettio, il 16 Mattia Triglia, il bomber del Real Fabrica, il 20 Giovanni Martinez, il 21 Davide Stentella, il 22 Marco Relandini. Dall'altra parte la Futsal schiera Andrea Montalti con il numero 1, Enrico Zandoli con il 2, Simone Pasolini con il 5, Francesco Dentini col 7, Youssef Hakimi col 9, Cristian Gardelli con l'11, Riccardo Traversari con il 14, Pietro Suzzi Barberini con il 15, Nicolo Pieri col 21, Jacopo Pastini col 22, Jacopo Pritoni col 23 e l'ex di giornata Matteo Nunzi con il 29. Attenzione, ancora dall'altra parte il Real Fabrica, chiude Gardelli, bravo a seguire De Bettio, Jonathan De Bettio, che si era spinto in avanti sul suggerimento di Mattia Triglia, classe 2000, con un passato al Cus Molise. La conclusione della rete, il vantaggio dopo 1 minuto e 13 del Real Fabrica. Tanto il direttore di gara vuole mettere le cose in chiaro tra Triglia e Pasolini. Traversari, largo per Pritoni, può andare Pritoni, la rete del pareggio. Montalti, poi la gioca per Dentini, può andare Dentini dall'altra parte, Hakimi, troppo strozzato il tiro, poi ancora Hakimi, la rete, incredibile. Il vantaggio della Futsal Cesena. Youssef Hakimi, discussioni da entrambe le parti. Alla fine, a 7-11 dalla conclusione, siamo sul 2-1 con la Futsal ancora avanti. Pieri, conclusione, rete. Nicolo Pieri, sinistro a fil di palo, bellissima conclusione di Pieri. Si va all'intervallo con il vantaggio di 3-1 della Futsal, con un primo tempo molto divertente e spettacolare, e quindi ci aspetta una ripresa altrettanto interessante. Sono passati i primi 5 minuti, ora il ritmo non è indiavolato come quello del primo tempo, però partita ancora con parecchi spunti interessanti. Attenzione, Traversari, conclusione, rete. Battuta d'angolo di Dentini, 5 minuti e 20, conclusione di De Bettio, respinta da Traversari. Il Real Fabrica, attenzione, il tacco di Triglia, poi può partire Traversari e solo Traversari, palla per Hakimi, 5-1. Sesto minuto,
chiama time out la panchina del Real Fabbrica, che è stato letteralmente stordito in un minuto, meno di un minuto, praticamente 40 secondi tra una rete e l'altra. Prima la conclusione di Traversari di destra a giro sul palo lontano, dopo il calcio d'angolo battuto da Dentini. Gardelli davanti, perde palla, attenzione alla rete da lontanissimo di Francesco Dentini. A maggior ragione il Real Fabbrica. Vedete Frigerio, ora va alla conclusione, il pallone arriva al secondo palo della rete. Questa volta il pallone è passato e trova Gardelli. Gardelli praticamente lasciato completamente solo dai compagni. Gardelli tra due, Gardelli passa tra tre, Gardelli per Dentini. Cristian Gardelli dal nulla. Ancora Gardelli in due su di lui, si trascina a terra Gardelli, ma ormai la partita è conclusa, finisce qui dal Pala Paganelli. La notizia è che la Futsal Cesena dà continuità dopo la vittoria in trasferta in quel di Reggio Emilia di sabato scorso e batte il Real Fabbrica di Roma per 7-2 in casa. Vittoria importantissima per lo straordinario cammino della squadra di Roberto Osimani. Da Alessandro Mambelli e Cristian Carabini un ringraziamento per l'ascolto, un augurio di buona serata a tutti.